L'azienda idrica dei comuni agrigentini annuncia l'avvio e la messa a regime del nuovo impianto di depurazione di Timba dei Palombi, che è entrato in funzione per raccogliere e trattare le acque reflue urbane provenienti dalla fascia costiera del comune di Agrigento, dalla frazione del villaggio Mosè fino al comune di Favara. Il nuovo impianto, realizzato tra le contrade Timba dei Palombi e Piano Mola, è stato autorizzato dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, che ha rilasciato il decreto riconoscendo la piena rispondenza dell'opera ai più rigorosi standard ambientali e tecnici previsti dalla normativa vigente. L'impianto è stato progettato per garantire la massima efficienza nel trattamento dei reflui urbani, riducendo l'impatto ambientale e migliorando in modo significativo la qualità delle acque restituite all'ambiente. Grazie alle tecnologie di ultima generazione, il nuovo sistema di depurazione consentirà un controllo costante dei parametri di qualità, assicurando il rispetto dei limiti fissati dalle normative europee e nazionali. L'intervento rientra in un più ampio piano di riorganizzazione e potenziamento del sistema di depurazione del territorio agrigentino portato avanti da AICA, con l'obiettivo di superare le criticità storiche che per anni hanno interessato l'area e di adeguare gli impianti alle direttive comunitarie in materia di trattamento delle acque reflue urbane. La Presidente del CDA Danila Nobile e il Direttore Generale di AICA Francesco Fiorino dichiarano che il nuovo depuratore rappresenta un'infrastruttura strategica per l'intera fascia costiera in grado di migliorare la sostenibilità ambientale, favorire la balneabilità delle acque e contribuire alla tutela dell'ecosistema marino e fluviale. Si tratta di un traguardo frutto della collaborazione tra varie istituzioni, enti e amministrazioni locali, che conferma la volontà condivisa di restituire ai cittadini un servizio moderno, efficiente e rispettoso del territorio. Un ringraziamento, continua l'AICA, per la sinergia avuta durante le fasi va al commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, professore Fatuzzo, al subcommissario Salvatore Cordaro, al RUP Rosanna Grado, l'ingegnere Costanza e direttori dei lavori, l'ingegner Nicola D'Alessandro e Maurizio Carlino.